Buona giornata a tutti, benvenuti, un saluto ai presenti, ma anche un saluto a quelli che sono collegati nei social, su Facebook, su YouTube, insomma a tutto il mondo presente e remoto che ci sta seguendo in questa conferenza stampa, che ha come scopo quello di presentare, raccontare e dare uno spazio in questa sala Fallaci, dedicata a Oriana Fallaci del Consiglio regionale del Veneto, per parlare dei trevisani nel mondo. Un'associazione importante, ormai una storica associazione fondata nel 1973, quindi più di 50 anni ormai di storia, che ha come scopo quello di valorizzare, raccontare e negli ultimi anni diventare proprio, come dire, promotrice di cultura, perché di questo stiamo parlando, legata alla nostra emigrazione. Allora, noi veneti siamo quasi 5 milioni di veneti presenti in Veneto, residenti in Veneto, e ci sono altrettanti veneti in giro per il mondo. E noi storicamente abbiamo avuto, credo, 3 ondate migratorie importanti: quella di fine Ottocento, che ha avuto come destinazioni le Americhe piuttosto che altre parti del mondo. Fine Ottocento, quindi parliamo dopo l'unità, dopo che il Veneto è stato annesso all'Italia, quindi fine di quel secolo particolare. Poi c'è stata la Prima Guerra Mondiale e dopo la Prima Guerra Mondiale un'altra ondata di emigrazione. Dopo c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, altra ondata di emigrazione. Perché? Perché queste crisi derivanti dalla guerra piuttosto che dalla situazione economica portavano ad avere nel nostro territorio una povertà molto diffusa e i giovani dell'epoca cercavano fortuna e erano in qualche maniera costretti, per diciamo anche motivi di sopravvivenza, a partire per questi viaggi della speranza in cerca di fortuna, ma soprattutto con tanta voglia di lavorare. L'immigrazione veneta è un'immigrazione di lavoratori. Ovunque i veneti sono andati in giro per il mondo hanno portato capacità, mestieri, voglia di lavorare e si sono sempre distinti per un impegno rispettoso delle comunità che li accoglievano, rispettoso, ha sempre cercato di essere rispettoso delle regole degli stati dove andavano a vivere, e con tanto sacrificio, con tanto impegno hanno costruito città, hanno costruito industrie, hanno realizzato un modello veneto che poi è il modello veneto che vediamo qui nei nostri paesi, con un'economia ovunque dove sono andati che hanno fatto crescere quei paesi e quelle comunità. E queste famiglie che sono partite poi hanno avuto figli, insomma sono cresciute, e c'è questo rapporto direi quasi molto profondo, un legame una radice che non si è mai staccata dal Veneto, tant'è che ci sono intere zone del mondo, penso al Brasile, dove si parla ancora il cosiddetto talian, il dialetto, la lingua veneta, e c'è un legame fortissimo con il nostro territorio. La Trevisani nel mondo ha proprio questo scopo di mantenere i legami, costruire relazioni e offrire nuove opportunità, quindi anche visioni da qui in avanti per il futuro. Poi sentiremo dalla viva voce del presidente Franco Conte, presidente dell'Associazione Trevisani nel mondo, e dal coordinatore Marco Chiarelli, anche le prospettive di questa associazione e le sfide che stanno raccogliendo in questi anni. Però prima di parlare delle sfide è giusto che raccontare anche quello che hanno fatto, i progetti realizzati, tantissimi progetti legati ai rapporti con le scuole, quindi il racconto dell'emigrazione attraverso i fumetti. C'è un bel progetto che di cui poi sentirete parlare, la raccolta delle memorie, fotografie, passaggi, storie, magari piccole storie, ma che sono poi quelle che fanno la storia grande, no? Quelle che raggiungono poi i grandi obiettivi, le grandi
come dicevo prima, no? Alcuni paesi si sono sviluppati, sono cresciuti nel tempo, e la radice da dove sono sviluppati è la radice veneta, dall'impegno dei nostri emigranti, che poi sono diventati grandi imprenditori. Ne abbiamo un sacco di esempi. Famiglie, e quindi il focolare, e quindi il legame anche con il cibo, con le ricette, con la storia, diciamo, della nostra tradizione alimentare, che è stata mantenuta in tutti questi luoghi dove i veneti sono arrivati, e adesso magari la raccontiamo. Veneti che hanno costruito, lavorato, ci sono poi le esperienze anche italiane, di un'emigrazione italiana all'interno del nostro paese. Pensiamo al Lazio, pensiamo alla Sardegna, con le bonifiche dell'Agropontino, piuttosto che Arborea in Sardegna. E difatti è simpatico vedere e ascoltare magari alcuni esponenti anche di livello nazionale di origine romana che hanno cognomi tipicamente veneti, e sentirli parlare in romanesco con un cognome veneto a volte fa sorridere, ma questo è frutto di una storia che racconta come i veneti siano arrivati lì, abbiano costruito, lavorato e creato famiglie, e abbiano dato luogo poi a opportunità che altrimenti non ci sarebbero state. Un passaggio, lasciatemelo fare, sull'impegno della Trevisani nel mondo, che ha salvato un calendario storico, poi ne sentiremo parlare, lo Schieson Trevisan, sarebbe stato perso, uno dei calendari più antichi d'Italia, e che tuttora, insomma, le nostre famiglie, io ricordo che quando si va alla sagra alle fiere di Santa Lucia si va a casa sempre col calendario con lo Schieson Trevisan, un calendario che non è semplicemente un elenco di giorni, di date e di santi, ma è un racconto, è una previsione, è un linguaggio, è la lingua veneta che viene ripresa e raccontata nella previsione appunto del tempo, delle storie, degli accadimenti tipici del nostro territorio. Io non voglio aggiungere altro, ho dato solo alcuni spunti di quello che è la Trevisani nel mondo, un'associazione che mi sta particolarmente a cuore. Io tra l'altro quando ero sindaco ho spinto, insomma, la nascita di una sezione della Trevisani nel mondo nel mio paese, a Codognè, ed è stato uno dei più bei momenti, insomma, della storia della mia esperienza da sindaco, e ho voluto fortemente che la storia dell'immigrazione, in particolare del mio paese, venisse fissata nel tempo con un monumento che è tuttora esposto davanti alle scuole, e abbiamo voluto metterlo proprio davanti alle scuole perché per noi è importante che i ragazzi, quando vanno a scuola, vedano quel monumento, leggono quelle parole dedicate alla nostra immigrazione e riflettano sulle loro radici, su quello che sarà anche il loro futuro e su quella che è la nostra storia, la nostra identità, perché la nostra è un'identità anche fatta di emigrazione. Ecco, io concludo qui e lascio la parola al presidente, all'amico Franco Conte della Trevisani nel mondo, che lo invito ad avvicinarsi al microfono e a raccontare dalla sua viva voce, dalla sua lunga esperienza ormai da presidente di questa associazione, l'impegno costante per promuovere i trevisani nel mondo. Prego Franco. Ringrazio il consigliere Roberto Bedel che ci ha dato la possibilità di presentare la nostra associazione. Nata nel 1973, ricordo che quando è nata in Italia, in Veneto, c'erano molti emigranti che stavano rientrando, incontrando una realtà da un punto di vista sociale e un punto di vista economico molto diversa da quella che avevano lasciato. E stranamente si trovavano ad essere di nuovo emigranti nella loro terra. Allora la Trevisani nel mondo si è fatta carico di accompagnare questo reinserimento degli ex emigranti, ma nello stesso tempo molti avevano deciso di restare lontani dalla terra di partenza, e allora la Trevisani ha voluto essere un ponte
perché non venisse tagliato un filo, un legame, magari esile, magari sottile, tra chi era rimasto e chi era andato. Ecco, queste erano le finalità per cui è nata la Trevisani nel mondo. Se pensiamo al giorno d'oggi, potremmo dire non ha più senso che ci sia questa immigrazione, questa associazione. E allora abbiamo voluto, proprio 3 anni fa, attualizzare il ruolo. Abbiamo cambiato il nostro statuto, abbiamo cambiato la nostra impostazione, conserviamo della matrice originaria la volontà che non si perda la memoria di quello che siamo stati, e noi veneti siamo stati un popolo di emigranti, e grazie agli emigranti il Veneto è oggi quello che conosciamo bene essere, perché loro hanno mandato nelle terre da cui sono partiti tanti denari, ma soprattutto chi è rientrato ha portato con sé tante esperienze, che messe a frutto a casa propria hanno consentito al nostro Veneto di avere notevoli vantaggi. Abbiamo voluto attualizzare per anche seguire la nuova immigrazione. Noi pensiamo che l'immigrazione sia un qualcosa che appartiene al passato, non è così. Perché se guardiamo i dati, io uso molto spesso anche quelli della Regione Veneto, se guardiamo i dati attuali ci sono ancora tanti giovani che partono, sicuramente in situazioni diverse rispetto a quelle di un tempo, sicuramente non con le stesse difficoltà, però anche loro si trovano a vivere, loro e le loro famiglie, la situazione che hanno vissuto gli emigranti storici, quella del rischio che si tranci, che venga meno un legame tra le proprie origini e il nuovo luogo di destinazione. E quindi vogliamo seguire anche questa nuova emigrazione. Non solo, ma negli ultimi tempi noi stiamo assistendo anche a un fenomeno in cui ci sono dei giovani che vivono all'estero, discendenti di emigranti trevigiani, veneti e italiani, che magari vivendo in paesi che non offrono grandi prospettive hanno il desiderio di rientrare nella terra da cui magari 50 anni fa o 100 anni fa sono partiti i loro antenati. E quindi stiamo portando avanti, assieme ad altre realtà importanti come le camere di commercio, con le associazioni venete di paesi esteri, in modo particolare quello dell'Argentina. L'Argentina sta vivendo uno di quei momenti di difficoltà di cui accennavo un attimo fa. Stiamo portando avanti proprio una iniziativa per consentire, per favorire il ritorno dei discendenti di questi emigranti storici nei paesi da cui sono partiti i loro antenati. Per fare cosa? Per venire a lavorare, loro chiedono questo. Magari anche andando ad occupare quei posti che vengono lasciati liberi dai nostri giovani che partono, oppure per coprire quelle necessità, quelle esigenze che hanno tante nostre industrie, tante imprese del nostro territorio che non riescono a trovare la manovalanza, oppure i tecnici, oppure anche personale specializzato o laureato, non riescono a trovarlo perché magari non ce n'è a sufficienza. Io uso molto spesso un modo di dire, ritengo che il Veneto sia la terra del cercasi. Cercasi è quel cartello che si trova scritto in tante vetrine, in tanti luoghi dove il cercasi è riferito a questa difficoltà di trovare del personale che vada a lavorare nelle nostre imprese. Quindi ecco, questa è una delle più recenti iniziative. Dopo, per conservare la nostra matrice, per conservare la nostra storia e le motivazioni delle nostre origini, stiamo facendo un lavoro molto diffuso con lo scopo di perpetuare la memoria. Abbiamo attrezzato una biblioteca che ha già raggiunto un buon patrimonio librario, sicuramente non indifferente, specializzata nel campo dell'emigrazione e della storia locale. Abbiamo potenziato il nostro archivio, stiamo recuperando anche ulteriori documenti proprio per perpetuare, dicevo un attimo fa, questa memoria. E la vogliamo trasferire, la stiamo portando mediante delle mostre che abbiamo realizzato, itineranti, la stiamo portando in giro per i comuni del nostro territorio, soprattutto lo stiamo portando all'interno di tante scuole, con incontri che facciamo. Devo dire che abbiamo trovato anche interesse e disponibilità da parte del personale docente che ci facilita in questo percorso, per cui uno dei lavori proprio importanti che stiamo facendo è l'attività a livello scolastico.
Le mostre che abbiamo realizzato, lo dico con tutta la tranquillità, ma anche con il doveroso riconoscimento, le abbiamo fatte, le stiamo facendo grazie al supporto che ci è stato dato dalla Regione Veneto. Noi abbiamo partecipato a dei bandi, abbiamo avuto la possibilità di ottenere dei finanziamenti e ci hanno consentito appunto di fare queste iniziative. Ne ricordo una, proprio fatta poco tempo fa, che quando mi è stata chiesta proprio da discendenti di nostri compaesani che risiedono all'estero, discendenti anche giovani quindi, ci hanno chiesto di conoscere qualcosa di più della nostra cucina. Subito mi sono chiesto, ma che futuro può avere questo? Abbiamo costruito un progetto, abbiamo realizzato, secondo quelle che erano le loro richieste, abbiamo realizzato delle videoricette fatte non dai grandi chef, ma fatte proprio negli ambienti, nelle cucine di qualche nostra casa che siamo riusciti ancora a individuare, da persone che sanno fare da mangiare bene, che non sono cuochi di professione. Proprio perché questo ci era stato richiesto. Bene, devo dire che non appena li abbiamo inseriti nei social, sono schizzati i picchi delle visualizzazioni che sono state fatte. Vuol dire che effettivamente anche questa, che lo confesso inizialmente mi aveva dato qualche perplessità, ha trovato un riscontro. Questo per dire quanto forte sia il legame con persone che non conoscono l'Italia perché sono magari discendenti di terza, di quarta, addirittura di quinta generazione, se pensiamo agli emigranti di fine Ottocento, quanto sia forte il legame con la terra di partenza dei loro antenati, dei loro avi. Ecco, credo che proprio per dare risposta a questo desiderio il ruolo nostro non sia venuto meno. Sicuramente deve essere attualizzato, deve essere reso coerente con quella che è la società che noi stiamo vivendo al giorno d'oggi. Noi quindi vogliamo guardare al futuro conservando però ben salde le nostre radici, le radici del motivo per cui è nata la Trevisani nel mondo, ma soprattutto le radici dei discendenti dei nostri emigranti che pur lontani sono ben conficcate, ben piantate nel terreno del suolo veneto. Grazie Franco per anche l'appassionata come dire, partecipazione nel presentare la Trevisani nel mondo. Si sente che ti sta proprio a cuore e che ami questa associazione. Ecco, io adesso chiamerei Marco Chiarelli, coordinatore dell'associazione, il quale ci darà qualche dettaglio in più sui progetti e magari ci farà vedere anche qualche video e qualche esperienza, così possiamo toccare con mano questa associazione. Prego Marco. Certo, buongiorno a tutti, intanto grazie per questa opportunità e come poc'anzi fa diceva il presidente Franco Conte, l'associazione appunto sta cercando di attualizzarsi perché noi abbiamo ereditato veramente un patrimonio immateriale fatto di storie, di fotografie, di racconti che in tutti questi anni, in più di 50 anni di associazione, sono stati raccolti e conservati, ma il motivo su cui noi ragioniamo è anche come utilizzarli e li utilizziamo facendo tantissime attività, soprattutto nelle scuole, intercettando le nuove generazioni. Un progetto che ci sta molto a cuore e che ha avuto molto successo soprattutto per spiegare l'emigrazione, che è una tematica che da pochi anni, anche grazie all'attività di tutte quante le associazioni che in Veneto si occupano appunto di mantenere il collegamento con gli emigranti all'estero, quindi non solo i trevisani ma anche i bellunesi, i vicentini e anche i padovani, quindi ogni realtà provinciale, è stato quello di pensare a una forma inedita che nessuno ancora aveva fatto, era il fumetto. Quindi raccontare quella che noi definiamo un po' come pazza idea e controcorrente nel 1973 del nostro fondatore Monsignor Canuto Toso, di non andare all'estero a seguire gli emigranti, ma essere bloccato a Treviso proprio dal vescovo e fondare questa associazione che si regge sulla base praticamente dei propri soci e di volontari. Ed è per questo che abbiamo realizzato un fumetto grazie alla collaborazione con il Treviso Comic Book Festival e dando l'opportunità a raccontare la nostra storia, quindi la storia della nostra associazione,
a fumettisti, illustratori, coloristi, tutti quanti trevigiani. Quindi una sfida in più anche per loro giovani, recuperare quelle che erano le storie che sentivano nelle proprie case, e diciamo che il progetto è ben riuscito e poi dopo è sfociato anche in una mostra. Ma direi di vedere un breve video proprio che racconta, un trailer, racconta in 3 minuti la storia praticamente della nostra associazione. Prego. Questa è la storia della Trevisani nel mondo e del suo fondatore, Don Canuto Toso. Una storia che ci racconta di chi negli anni dal nostro paese è partito, di chi è tornato e di chi ancora parte. E allora, per capirla un po', guardiamola da vicino. A Mogliano c'è Alvise, ha 21 anni. Il suo spirito libero ai venti di guerra lo spingono a cercare fortuna in Brasile, ad aspettarlo tante novità e un lavoro nelle piantagioni di canna da zucchero. Remo invece ha 14 anni quando i genitori lo mandano a Toronto dai parenti per evitargli le miserie della Treviso del dopoguerra. Giuseppe poi ha una famiglia molto numerosa, così a 16 anni parte da Valdobbiadene per ritrovarsi con i fratelli in Belgio. Loro lo accolgono festosi e subito comincia a lavorare in miniera. A Godega c'è Maura, appena compiuto 20 anni, e sposatasi per procura può finalmente raggiungere il suo Giovanni in Australia, un paese in fermento. Anche Lucia, 18 anni, cerca come può di ricambiare i tanti sacrifici della mamma, rimasta vedova, e così da Istrana emigra in Svizzera. L'accoglienza non è calorosa, ma c'è lavoro e la paga è buona. E poi ci sono Gianni, Sandra, Paolo, Michela e moltissimi altri. Anche Francesco sarebbe dovuto andare a lavorare in Argentina, ma purtroppo non partirà e non vedrà nascere suo figlio Canuto. Canuto però, fin da quando entra in seminario, coltiva la sua stessa voglia di andare lontano e infatti, da poco sacerdote, decide di raggiungere alcuni parenti emigrati in Canada. La sua idea di stabilirsi a Hamilton si trasforma nella missione diocesana di seguire e assistere chi è all'estero. È il 1973 e insieme ad altri Don Canuto fonda la Trevisani nel mondo, che raccoglie le prime adesioni tra Griffith e Melbourne. Ma è a Basilea, in Svizzera, che viene inaugurata la prima sezione dell'associazione. San Paolo, Johannesburg, Perth, Parigi, Vancouver, ovunque l'accoglienza per Don Canuto è calorosa e ovunque la Trevisani cresce e vengono inaugurate nuove sedi. Dall'altra parte del mondo in moltissimi hanno messo su famiglia e creato nuove radici, aiutando chi arriva, come chi è tornato aiuta chi vuol partire. Grazie alla Trevisani ci si sente tutti un po' meno soli e più vicini agli affetti lontani. Incontri e convegni, mostre e tornei, pranzi e raccolte fondi. Insieme si celebrano le grandi tappe della vita e insieme si inaugurano i tanti monumenti agli emigranti. E insieme ogni estate ci si ritrova al Cansiglio Day, la festa di tutti i trevisani nel mondo. E anche chi da lontano non può arrivare la può vivere attraverso i racconti dei presenti, le pagine della rivista dei Trevisani e le testimonianze del suo ricco archivio fotografico. Così l'esperienza degli emigranti trevisani, stretti tra voglia di futuro e nostalgia del passato, può aiutarci a capire un po' di più del nostro territorio e di un fenomeno enorme e sfaccettato come le migrazioni. Anche oggi, che da qui o per qui si continua a emigrare. E come abbiamo visto proprio nel video, è una sintesi quasi impossibile, racchiusa in pochi minuti, di 50 anni di vita associativa. Ma questo ci permette anche di andare nelle scuole e confrontarci quelli che sono gli studenti e sentire dalla loro voce quelle che sono le storie di immigrazione delle loro famiglie, perché una cosa che non è da sottovalutare, noi dobbiamo raccontare di chi è andato dei nostri, ma anche raccontare di chi adesso è venuto qua e ci continua a far diventare una regione trainante per l'Italia e per l'Europa. Ma in più anche ci permette di conoscere nuove storie e quindi creare nuovi progetti. Un progetto dell'anno scorso, come prima si accennava, è quello che è stato incentrato su quelle che sono le bonifiche che sono state fatte da fine Ottocento e poi soprattutto negli anni 30 in Italia. Quindi sono stati fatti partire dei grandi lavoratori veneti esperti nel recuperare la terra malsana e proprio sott'acqua e renderla poi zone in Italia che oggi sono eccellenze dal punto di vista imprenditoriale, perché hanno delle grandissime e
soprattutto produttive, aziende agricole, ma anche e soprattutto della farmaceutica. La zona a cui noi abbiamo dedicato questo progetto è Latina in Lazio e Arborea in Sardegna, ma durante la ricerca, quindi confrontandoci con quelli che sono le persone che incontriamo, sono emersi anche degli archivi fotografici inediti di zone in Puglia, ma anche in Friuli, quindi qui vicino casa. E altri progetti ancora partono sempre, quasi tutti i progetti nostri partono dalle fotografie, quindi quello che ci hanno lasciato. Noi le portiamo nelle scuole per far raccontare come raccontavamo prima venendo qui in conferenza stampa, come oggi col cellulare noi facciamo tante fotografie, perché la società è diventata molto praticamente veloce anche nel rielaborare le informazioni. Una volta invece la fotografia era quello che immortalava un momento di festa, un momento di ritrovo, e come avete visto nel video sono quelle che ci danno lo spunto per raccontare nuove storie. E per questo abbiamo creato un progetto che ha portato avanti la digitalizzazione del nostro archivio fotografico, che è composto da oltre 25.000 foto, e siamo arrivati al gran numero, insomma, di 9.000 foto. 9.000 foto in cui andiamo a riconoscere le persone che sono immortalate nelle foto. Io stesso, che sono più giovane dell'associazione, non conosco tante persone, ma abbiamo deciso di riversarle online e quindi aprire al contributo di chi ci vede praticamente in internet in tutto il mondo. In tanti ci hanno scritto: quello era mio padre, avete la foto del matrimonio di mio padre a Melbourne, e che loro stessi non avevano più. Quindi un modo proprio di continuare a riallacciare questi legami e crearli di nuovi. E permettetemi, io lancerei una lancia a favore proprio di tutta la rete delle nostre associazioni che sono all'estero, perché non è gente pagata, è gente volontaria che ha la voglia di ritrovarsi e quindi creare quella comunità che ricorda, anche per una giornata, per una cena o per un incontro culturale, o anche per un viaggio alla scoperta di un territorio, quel senso di famiglia, quel senso di casa, e quindi sentire parlare quella che è la lingua da cui i propri avi sono venuti. E abbiamo insomma testimonianze in Brasile, in Canada, in Australia, come si è visto anche in Sudafrica, e anche in Europa, dove adesso tanti giovani vanno ad abitare e che ci scrivono scoprendo la nostra associazione tramite i social e tramite internet, e anche tramite le riviste cartacee che noi inviamo a tutti gli istituti di cultura italiani, a tutte le ambasciate. Quindi ci fa sempre ben piacere che qualcuno anche ci chiami, ci venga a trovare in sede, e le nostre porte della sede sono appunto sempre aperte a nuove idee e per fare nuovi progetti. E direi anche di vedere uno spezzone dell'intervista di Riccardo Visentin, che è proprio l'esponente, il presidente, è diventato, dopo aver fatto la gavetta nella nostra sezione di Latina, e sta riscuotendo veramente un successo, perché da un nucleo di 50 iscritti adesso sono arrivati a ritrovarsi in più di 200 quando fanno le manifestazioni, e Latina non è lontanissima, non è dall'altra parte del mondo, quindi questo per testimonianza di quelle che sono questi momenti di incontro. L'ultima parola la facciamo con il presidente della sezione di Latina Trevisani nel mondo, perché dimostriamo che anche a Latina si parla in trevisano. E ciò che si parla veneto, parliamo tra fratelli e cugini, parliamo sempre veneto, e ormai è entrato nel nostro DNA, per cui quando se incontriamo si parla soltanto in veneto. Però lei è nato nel... Io sono nato a Latina, certo, mio padre è nato a Paese, Treviso, mia madre per un mese è nata giù a Latina, altrimenti sarebbe stata di Motto di Livenza, quindi mia nonna era incinta quando scese giù in agro. E che cosa le hanno raccontato di quell'esperienza? Beh, di una grossa sofferenza, cioè lasciare un paese strutturato per un qualcosa di nuovo, dove c'erano soltanto strade perpendicolari senza alberi e tanto lavoro. Chiaramente lo sconforto, molti sono anche tornati indietro all'epoca perché non hanno retto questo carico. Chi è rimasto invece è riuscito a costruire quello di cui noi oggi usufruiamo, quindi questo benessere, di questo territorio così bello, perché è bello. Ecco, per voi, a distanza di 50 anni dalla fondazione, cosa è la Trevisani nel mondo? È uno spirito di appartenenza, è un qualcosa che aggrega, che ci
fa stare sempre in collegamento, e sapere che in altre parti del mondo esistono persone che hanno questo grosso attaccamento proprio alla terra natia, chiaramente ci fa sentire ancora più orgogliosi di questa appartenenza, perché chiaramente 50 anni sono tanti, questo tessuto che si è così venuto a creare chiaramente crea una famiglia molto ampia, molto vasta, che ci rende veramente orgogliosi. Allora l'appello è quello di venire giù a Latina a capire la nostra immigrazione, un giro va fatto anche al Museo delle Orme, giusto? Il Museo delle Orme, il Museo della Terra Pontina, sì, abbiamo diversi musei. Andate a vedere il Museo delle Orme, perché lì non solo c'è la bonifica, tutta la storia delle bonifiche, con trattori della Garelli enormi costruiti apposta per bonificare, con cavi d'acciaio enormi che venivano tirati per chilometri e poi con un colpo di fucile correre per tirar su le radici e quant'altro a distanza. Ma poi anche perché ci sono altre due sezioni, una con i giocattoli storici da prima dell'Ottocento in poi, e una terza invece molto bella per chi è appassionato di guerra, di azioni belliche, perché tra l'altro ci sono tutti i mezzi che vengono utilizzati da Cinecittà per i film. Ho studiato bene la parte. Sì, molto bene. Grazie. E questo spezzone era proprio un po' una sintesi di quello che cercano di comunicare i nostri presidenti. È stato realizzato durante forse il momento più importante che vive la nostra associazione, che ormai da 32 anni, l'ultima edizione l'abbiamo vissuta l'ultima domenica di luglio di quest'anno, su nella Piana del Cansiglio, che è un posto a cavallo tra 3 province, che è stato proprio scelto perché era un punto di incontro tra questi vari territori che hanno dato tanto all'emigrazione, e poi gli emigranti hanno dato tanto ai posti di partenza. Qui si sono sempre ritrovati proprio ogni domenica, ultima domenica di luglio, migliaia di persone, quindi è un po' uno sciamare di emigranti che tornano in Italia proprio per questa manifestazione, che può essere popolare, però è quella che ci rende le emozioni più forti, e poi ci incoraggia sempre a continuare a fare sempre nuove iniziative. Grazie Marco per l'esposizione, per il racconto anche più nel dettaglio, e abbiamo un po' sviscerato le attività dell'Associazione Trevisani nel mondo, e credo che chi ci sta ascoltando abbia capito insomma il senso di questa conferenza stampa, che vuole raccontare ma che guarda anche lontano e guarda con i nuovi vostri impegni al futuro. Io direi questo. 50 anni di associazione grazie a Don Canuto Toso, è stato bellissimo il fumetto che raccontava anche la storia personale di questo parroco che si è appassionato al rapporto e a ricostruire un rapporto e le radici tra i nostri emigranti nel mondo e coloro che sono rimasti qui in Veneto. Io credo che nelle nostre famiglie in Veneto non ci sia appunto una famiglia che non abbia almeno un parente che è emigrato all'estero, in qualsiasi parte del mondo, ma sicuramente ognuno che ci sta ascoltando anche da casa avrà sicuramente un legame con una storia di emigrazione. E allora, oltre a raccontare la storia, oggi guardiamo anche al presente, guardiamo i nostri giovani che vanno all'estero, e quindi il tema dell'accompagnamento e dell'assistenza di questi giovani che trovano magari nelle sezioni straniere aiuto, ma guardiamo anche a quella reimmigrazione, chiamiamola così, o comunque ritorno, o possibilità di ritorno. Prima si parlava dell'Argentina, ma potrebbe essere anche molti altri paesi che offrono professionalità, competenze e persone, insomma, che vogliono ritornare a lavorare qui da noi. Noi non abbiamo, come diceva prima il presidente Franco Conte, la parola cercasi la troviamo, cercasi personale, in ogni zona industriale del nostro Veneto in questo momento, ma non solo nelle zone industriali, nella sanità, negli enti locali, in qualsiasi settore stiamo cercando personale. E magari avere personale che ha la stessa nostra cultura, le stesse nostre radici e una formazione adatta a rispondere appunto alle esigenze lavorative, all'offerta di lavoro che viene data oggi dal Veneto e non solo dal Veneto, credo che sia un'opportunità che va coltivata. Allora lancio questa idea che magari pro futuro.
noi come Regione abbiamo limitate competenze, magari faccio anche un passaggio politico, quando arriveranno l'autonomia avremo qualche materia in più su cui lavorare, però sicuramente c'è una competenza concorrente o comunque c'è uno spazio dentro il quale possiamo muoverci dal punto di vista dell'internazionalizzazione dei rapporti internazionali. Le regioni sapete che possono stipulare accordi, intese, protocolli con altri paesi, altri enti locali, altre comunità in giro per il mondo e costruire rapporti. Secondo me il Veneto oggi potrebbe veramente diventare regione pioniera anche su questo fronte, creando magari degli accordi, chiamiamoli internazionali, chiamiamoli con i paesi dove vivono i nostri emigranti, le nostre genti che sono andate in giro per il mondo, i cui figli, nipoti adesso vogliono ritornare in Italia a lavorare, e noi qui in Veneto abbiamo molto, ripeto, una grande esigenza di lavoratori, di specializzazioni, di medici, per dirne una molto semplice per quanto riguarda la sanità veneta, e creare appunto dei meccanismi di facilitazione, di formazione, di adeguamento e riconoscimento dei titoli di studio, di inserimento lavorativo, di opportunità di avere abitazioni, accoglienza e insomma un'opportunità di costruire un futuro qui in Veneto, che secondo me va appunto, è un'opportunità che va secondo me appunto costruita, e le istituzioni, la Regione potrebbe essere, come dire, promotrice di questo tipo di rapporti, insieme e in collaborazione con la Trevisani nel Mondo, che su questo tema è già molto avanti. Quindi mi fermo qui e si conclude quindi la conferenza stampa. Io ringrazio di nuovo l'Associazione Trevisani nel Mondo, il presidente Franco Conte, ma insieme a Franco Conte tutto il direttivo, tutti i volontari, tutte le sezioni, insomma, che sono presenti credo in ogni comune della provincia di Treviso, il coordinatore Marco Chiarelli, e vi auguro veramente buon lavoro e continuate così. Grazie e buona giornata a tutti.